Fermata una nave panamense dalla Guardia Costiera di Porto Empedocle. Le motivazioni sono dovute alla scarsa preparazione dell'equipaggio e sistemi antincendio in avaria. Nel quadro del più ampio progetto di tutela della vita umana in mare e dall'ambiente marino e costiero che vede fortemente impegnato il corpo delle capitanerie di porto, gli uomini della Guardia Costiera di Porto Empedocle, Nucleo Port State Control, hanno emanato nella giornata del 4 marzo scorso il provvedimento di detenzione ai sensi della direttiva della Comunità Europea recepita dall'ordinamento legislativo italiano con il decreto legge 67 del 2015 a carico della nave generale denominata UTA. Il provvedimento di fermo emanato in data 4 marzo è stato adottato in quanto l'unità, successivamente a un'ispezione approfondita effettuata dagli ispettori guidati dal capitano di fregata Gennaro Fusco, risultava essere in condizioni substandard secondo le normative internazionali per la sicurezza della navigazione. L'unità battente bandiera di Panama è stata sottoposta a fermo a causa delle gravi carenze riguardanti la preparazione dell'equipaggio alle emergenze e il malfunzionamento della pompa incendio di emergenza per carenze al sistema di gestione della qualità. Al momento l'unità risulta ancora ferma nel porto di Porto Empedocle, in attesa che vengano ripristinati gli standard minimi per poter essere nuovamente autorizzati a navigare. L'unità doveva essere sottoposta ai controlli da parte degli ispettori del registro di Panama, responsabile del rilascio della certificazione di sicurezza e del rilascio del certificato di gestione qualità. Giova ricordare che il nucleo della Capitaneria di Porto Empedocle, guidata dal capitano di frenata Fusco, ha sempre profuso notevoli sforzi nella lotta al fenomeno delle carrette del mare, ovvero a quelle navi substandard che, in difformità alle convenzioni internazionali, navigano con un gravissimo rischio per la sicurezza della navigazione e dell'ambiente marino, nonché per la sicurezza e le condizioni di vita delle persone che sulle navi vivono e lavorano. Dopo gli importanti risultati ottenuti nel 2019 che hanno fatto registrare l'apprezzamento da parte del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, dall'inizio dell'anno sono già 3 le navi ispezionate dal nucleo di Porto Empedocle della Guardia Costiera.